Hanno lasciato nel cielo una coperta ideale con i colori dell'Italia per un abbraccio a città, strade, piazze. Le frecce tricolori sono passate stamane sopra il Duomo di Milano, nell'assetto che gli è proprio, ma che questa volta assume un valore simbolico. Distanti ma uniti, e così con questo volo della pattuglia acrobatica nazionale, che da oggi per 5 giorni sorvolerà tutti i capoluoghi del nostro paese, vogliamo portare un abbraccio tricolore a tutti i cittadini italiani e dimostrare che distanti ma uniti, proprio come la formazione delle frecce tricolori, si può superare questa crisi. Partiti da Trento hanno sorvolato anche Codogno, nell'Odigiano, la prima zona rossa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia. La pattuglia acrobatica nazionale sorvolerà varie città fino al 29 maggio, tra cui Genova, Firenze, Cagliari, Napoli. In segno spiegano di unità, solidarietà, ripresa. Il 2 giugno saranno a Roma per la festa della Repubblica. E da nord a sud, nonostante i controlli e le raccomandazioni